Scuole, alloggi, interventi per la sicurezza idraulica e per quella stradale. All'indomani dell'intervento del Presidente del Consiglio dal palco degli industriali a Spresiano, sono molti i sindaci che provano a capire quali siano i confini di quella promessa che sveglierebbe i comuni dal paradosso del patto di stabilità. Un meccanismo che impedisce alle amministrazioni di spendere i soldi che sono in cassa, come se ognuno di noi accantonasse quotidianamente una monetina per cambiare l'auto, dipingere casa o andare in ferie, ma non avesse la possibilità di mettere mano al salvadanaio. Un incubo che per l'ex sindaco di Firenze ha una data di scadenza precisa. Tutto ciò che è avanzo di amministrazione nella parte che riguarda gli investimenti, quindi non nella parte della spesa corrente, tutto questo a far data dal 1° gennaio del 2016 sarà fuori dal patto di stabilità. Ma quanti sono i soldi nelle casse dei comuni trevigiani blindati dal forziere del patto di stabilità? A Sarmede, piccolo comune della Pedemontana, il paradosso è doppio. In cassa ci sono 812.000 euro arrivati con il fondo dei comuni di confine che, se non verranno spesi, rischiano di andare in fumo. Eppure nel menù del sindaco ci sono opere importanti per il futuro del suo comune. Sono opere che riguardano mitigazione del dissesto idrogeologico e miglioramento della sicurezza stradale. Ma anche negli altri capoluoghi della provincia la situazione è la stessa. Noi abbiamo già un piano per quest'anno che riguarda scuole e strade e manufatti importanti della città, a partire dalla caserma Marras, vecchio convento di domenicani destinato a biblioteca, e quindi ne abbiamo da intervenire. C'è la manutenzione straordinaria delle strade, piuttosto che l'ampliamento del sistema di illuminazione, piuttosto che la manutenzione straordinaria delle scuole. Ne abbiamo cose da fare. C'è un progetto che riguarda il cosiddetto centro Piazzoni, un centro sociale per anziani con annessi 13 appartamenti. L'investimento previsto è di 2.700.000 euro. Ora tocca al governo fare la propria parte. Ha la spada di Damocle sopra la testa. I sindaci mi sembrano che abbiano reagito bene, anche i miei colleghi, noi non siamo proprio dello schieramento renziano, per cui sì, lui ci ha detto quello che volevamo sentirci dire, però attento, perché Matteo, non basta sentirsi dire quello che si vuole, bisogna anche farle le cose, e questa deve essere la volta buona. E la promessa di cancellare il patto di stabilità non è l'unica spada di Damocle per l'esecutivo. Oggi Casartigiani, CMT, CNA, CGL, CISL e UIL in una nota congiunta sottolineano che in provincia di Treviso 500 dipendenti perdono retribuzione e contributi previdenziali lavorando nelle aziende ancora in crisi, lavoratori che non riceveranno alcun sussidio dall'INPS dopo l'entrata in vigore degli ammortizzatori sociali previsti dal Job Act.